Siamo ormai nell'imminenza del Super Frustino, quest'anno intitolato all'ingegner Tommaso Grassi, col nome di Tommaso Grassi Award, manifestazione al quale l'ingegnere, che purtroppo per la prima estate non ci sarà, era comunque una manifestazione che apprezzava molto. Questa è la prima batteria riservata a cavalli di 3 anni. Andiamo a leggere lo schieramento: 1 all'Odola Jet Andrea Vitagliano, 2 Aura Club Mail Alessandro Raspante, 3 Atena CRP Maurizio Visco, 4 Alleluia LZ Sandro Miraglia, 5 ASLL Maurizio Cheli, 6 Anuk Grad Gianvito D'Ambroso. Seconda fila 7 Aquila della Notte Salvatore Valentino, 8 Revoir Font Giorgio Cassani, 9 Stecca Dimar Francesco Virzi, 10 Arrow degli Ulivi Loris Farolfi. Stacco della macchina, 4 su di una linea, all'Odola Jet, poi vediamo al largo Asia degli Ulivi, però di dentro c'è ancora Alleluia LZ, molto stretta Aura Club Mail, fase molto delicata della prima curva, con Asia LL che alla fine sfonda con Maurizio Cheli. Dopo 200 metri in 14,6 davanti all'Odola Jet, poi in terza posizione lungo la corda l'8 di Au Revoir Fon, partito bene dalla seconda fila. Tanto siamo già ormai ai 400 passati dalla figlia di Iglesias in 29,2. Vediamo in quarta posizione il 2 di Aura Club Mail, mentre a largo prova a avanzare Alleluia LZ, ma alla fine desiste. Sandro Miraglia 600 in 44,4, mantiene ritmo svelto Maurizio Cheli con la lieva di Andrea Vitagliano, Asia LL, Andrea Vitagliano che a sua volta è seconda alla corda con l'Odola Jet davanti a Au Revoir Font, poi accenna a spostare Aura Club Mail, ma Giorgio Cassani accenna l'anticipo, ma alla fine si rimette al volo Au Revoir Font, provano a guadagnare i cavalli di dentro, intanto Asia LL ha preso il largo, arriva al chilometro in 1,14,2, Asia LL in netto vantaggio su all'Odola Jet, attaccata da Au Revoir Font. Siamo a 450 metri dalla conclusione, sembra fare a passerella Asia LL che però vede un po' ridursi il gap, retta di là in 14,7, ma è ancora tonica la lieva di Maurizio Cheli, mentre alla lotta si aggiunge anche il numero 2 di Aura Club Mail. Siamo a 200 metri dalla conclusione con Asia LL in nettissimo vantaggio, retta d'arrivo Asia LL e Maurizio Cheli in netto vantaggio. Per il secondo emerge Aura Club Mail davanti a Au Revoir Font ed è Asia LL che viene a vincere su Aura Club Mail. Au Revoir Font al quarto a Stecca Dimar, poi quinto Grad con Gianvito D'Ambroso. Quindi la vittoria per Asia LL, la figlia di Iglesias, i colori di Vincenzo Vitagliano, il training di Andrea Vitagliano, ma la guida di Maurizio Cheli che prende 10 punti molto importanti. Secondo posto per Aura Club Mail Alessandro Raspante e al terzo Au Revoir Font con Giorgio Cassani.